Era troppo bassa. Pino Daniele non era... Che mi volevi dire? Che no, non... che meraviglia, però non va, cioè fischiare Pino Daniele. Ti stavo guardando, dico. Sì, perché fai, mi fischi Pino Daniele, e invece, vedete, Avio Focolari riesce a fischiare qualunque cosa. Noi l'abbiamo sentito fischiare colonne sonore, adesso l'abbiamo sentito fischiare canzoni. Lui dice che se gli lascio spazio ci fa 2 ore di posso fare tutto Verdi. Tutto Verdi fare... fischiato? Sì, certo, l'ouverture della Gazza Ladra, potrei fare qualunque cosa. Quando facciamo gli spettacoli teatrali ti chiamo, così ci vieni a vedere e mi fischi. Intrattenere. No, visto che c'è un bellissimo violino qui, sì, io volevo fare un brano in re minore, se magari il maestro mi vuole seguire, è famosissimo, che è la Ciarda di Monti. Oh, ma che spettacolo! Voi cercate di organizzarvi per seguire il maestro Focolari. Avio Focolari! Vediamo come viene.
Grandiosi, grandiosi. Mai provato, non abbiamo mai provato. Sì, no, loro si sono incontrati qui poco fa ed è venuta fuori questa bellissima collaborazione con Florindo Cimei al violino e Lorenzo Lanciotti al pianoforte. Grazie. Tra noi si dice chissà sa. Chissà sa. Però scusami, visto che adesso siamo qui, io a Roma si dice buttiamola in caciara, vabbè, no? Una cosa è. Allora facciamo. Bravo, allora la buttiamo in caciara, tu mi fai l'introduzione, però ho bisogno dell'aiuto del coro, così. In quest'ultima puntata facciamo questa cosa un po' tutti insieme. Siamo pronti? A tonalità? La minore? Tonalità? Per fa la vita meno amara mi so comprato sta chitarra e quando il sole scende e muore mi sento il cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a fare una serenata ma solamente a fare in maniera de fammi in sogno a prima sera. Dalla regia voglio sentire era meglio di no. Grazie della tua disponibilità e della tua presenza. Grazie a voi. Avio Focolari. Grazie. E la linea passa un momentino al turco. Linea al turco.